Ecco, ce l'abbiamo davanti, aspetta, Maui addosso. È stata la radiomobile, noi, c'è tre macchine, pezzo di merda. Sì, fammi Stavo sapere. andando fuori la radiomobile, stavo addosso la radiomobile, Sempre sul raccordo, sta, bello, no? sono d'accordo, questo non ci sono... L'agente Michele Paone ha avuto una reazione adeguata e proporzionata. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha assolto il poliziotto che ha sparato 2 colpi di pistola verso l'auto di Bernardino Budroni, ucciso al termine di un inseguimento sul GRA il 30 luglio del 2011. Secondo il giudice monocratico del Tribunale di Roma, Roberto Polella, che ha assolto Paone lo scorso luglio, il fatto non costituisce reato perché Paone ha usato le armi legittimamente. Il PM Orano aveva richiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi per l'imputato. L'avvocato della famiglia Budroni, Fabio Anselmo, ha definito incomprensibile la sentenza, soprattutto dopo aver letto le motivazioni. Ma sono tanti gli errori che che vengono commessi, tantissimi. Il primo e più macroscopico tra tutti è costituito dal fatto di configurare come secondo sparo frutto di un accidente, fra virgolette, provocato dall'alzo della pistola in seguito al primo sparo, partendo dal presupposto che gli spari siano in rapida successione. Noi abbiamo documentato all'interno del processo, senza nessun timore di essere smentiti, che i 2 spari non sono avvenuti in rapida successione. Attraverso la registrazione delle comunicazioni con la centrale operativa del 113 si percepisce chiaramente la concitazione degli eventi, sì, ma si percepisce altrettanto chiaramente che il rumore di un singolo sparo, non di 2 spari in rapida successione. Secondo l'avvocato Anselmo, l'auto di Budroni era già ferma quando l'agente Paone ha sparato i 2 colpi di pistola. Addirittura il Budroni, dopo essere stato attinto, avrebbe avuto la possibilità di fermare la macchina, tirare il freno a mano con la prima inserita, quando viceversa i medici legali, tutti, comprese quelle della procura, hanno riconosciuto che questa manovra era impossibile. Non si può sostenere che quel freno a mano, possa essere stato tirato da Budroni già attinto al cuore dal secondo colpo di pistola. Questo non è sostenibile.